io ho tanta paura perché non c'è più rispetto né per la donna né per l'uomo ultimamente e quindi andare in treno mette ansia perché non si sa mai con chi si ha a che fare e non si sa mai come possa reagire la gente non rispettando il lavoro che io devo fare, perché sono pagata per fare questo lavoro e la gente non riesce a capirlo in questo momento. Per loro sono il nemico, non sono più un capotreno. A parlare è Tania, capotreno da 19 anni. E mai come nell'ultimo periodo, lei e i suoi colleghi non si sentono più sicuri di salire sul treno, il loro luogo di lavoro. Abbiamo sempre gli occhi molto aperti e non è giusto lavorare in questo modo, bisogna essere sereni al lavoro. Sono sempre di più le aggressioni all'interno dei treni con un'escalation nel periodo estivo. Per questo i sindacati chiedono un intervento immediato che garantisca maggiore sicurezza. Per questo lavoratori e sindacati hanno incrociato le braccia davanti alla stazione di Venezia Mestre, con la conseguenza che sono anche saltate alcune corse per mancanza di personale. Oggi stiamo scioperando per chiedere treni sicuri per gli operatori che ogni giorno vi lavorano, i nostri capitreno e i macchinisti, ma anche per tutti i viaggiatori che utilizzano il treno come mezzo di trasporto. Nei mesi scorsi noi ripetutamente abbiamo segnalato diverse criticità sul tema sicurezza e abbiamo registrato un innalzamento del livello di aggressività fisica e verbale nei confronti degli operatori che ogni giorno presidiano le nostre stazioni e i treni. Tutte queste nostre segnalazioni sono però rimaste inascoltate. E lo sciopero di oggi ha uno scopo ben preciso. Il messaggio è duplice, lo vogliamo dare sia ai datori di lavoro, e qui le aziende coinvolte sono varie, e sia alle istituzioni a ogni livello. Quindi oltre al prefetto come autorità provinciale di pubblica sicurezza e alle forze dell'ordine, anche alla regione che è coinvolta nel trasporto pubblico e come. Ricordiamoci che nei questionari di qualità che le aziende normalmente raccolgono, la percezione di sicurezza di un viaggiatore del treno è al 40%, così come al 50% la percezione di sicurezza nelle stazioni. È una situazione su cui riflettere, ma noi oggi non abbiamo tempo per riflettere. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti, abbiamo bisogno di norme e abbiamo bisogno di soluzioni organizzative.